365 giorni di polizia municipale. Passano gli anni, cambiano le esigenze, i raffronti si fanno difficili. Anche per le forze dell'ordine il Covid ha cambiato molte cose. È stato un anno di attività intensa con alcune novità portate dalla pandemia che sono rimaste e si sono consolidate, quindi c'è stata un'importante attività del comando dedicata ai servizi Covid. Allo stesso tempo il 21, pur essendo un anno di pandemia, ha visto la ripresa delle manifestazioni cittadine e quindi c'è stato un ritorno quasi a livelli pre-Covid di impegno del comando in questo genere di attività. Il 2021 fa riportare dati che tornano verso la normalità, con per esempio un migliaio di ore dedicate ai servizi legati a manifestazioni che nel 2020 non si erano svolte. Diversi anche i controlli, perché in attesa di chiarimenti definitivi sull'utilizzo degli autovelox se ne sono fatti di più di tradizionali, a vista, e sono lievitate da una cinquantina ad oltre 170 le contravvenzioni per autisti che non avevano agganciato le cinture di sicurezza. Abbiamo continuato con il discorso dei controlli Covid, già sperimentati nel 2020. Ci stiamo ricollimando con il discorso delle manifestazioni, perché hanno ripreso e speriamo riprendano anche quelle. Stiamo ritornando alla normalità dei controlli su strada e a questo proposito notiamo che vi sono parecchi veicoli che girano con la revisione scaduta che non può essere neanche imputato tra l'altro al conduttore, perché con la marea di proroghe che sono state date con il discorso del Covid chiaramente qualcuno ha perso un po' d'occhio la situazione. Dal quadro complessivo esce il profilo di un cittadino feltrino sostanzialmente corretto, rispettoso del codice della strada e delle normative vigenti, a cominciare da quelle precauzionali prese in funzione anti-Covid. Pare di poter dire che il consolidato dei dati che abbiamo disegnano il quadro di una comunità dove la maggior parte delle persone rispettano il codice della strada e hanno abitudini corrette.